Ebbene sì, si riparte anche dal cinema, si riparte dai giovani, si riparte dalla voglia di mettersi sempre in discussione in qualsiasi momento e di essere anche protagonisti. Io oggi ho degli ospiti che volevo già da un po'. Il primo è Massimo Prezzavento. Massimo Prezzavento è un autore e regista molto giovane, 17 anni, poi a fianco a lui c'è Mark Osadume, sai è difficile per noi. Sì. Comunque Mark è un attore protagonista del film che è stato fatto da Massimo Prezzavento con la collaborazione di Andrea Manzalini, che è qui in fianco a me, un amico da tanti anni, amico anche di famiglia, veramente tantissimi anni. Erano bambini quando li ho conosciuti, adesso sono diventati personaggi importanti. Io partirei, prima di andare da Massimo, volevo partire da Massimo, che è il più giovane e è quello che ha spinto, forse che ha dato il là a questi 3 film o cortometraggi, come vogliamo chiamarli. Partirei da Andrea. Andrea, tu fai l'attore, sei un attore, hai fatto diversi anni a Roma. Mi puoi raccontare un po' la tua esperienza, una piccola esperienza, un piccolo cenno della tua esperienza come attore? È passato degli anni che eri un attore importante. Ho passato degli anni in cui ho fatto molto teatro e è sempre stata la mia passione da quando ero ragazzetto proprio. E appunto ho vissuto molti anni a Roma, poi ho avuto delle difficoltà, sono rientrato, però chiaramente le passioni non è che finiscono da un momento all'altro. E devo dire che Massimo me le ha un po' risvegliate, perché Massimo ha una grande passione per i video, ha una grande passione per quello che fa. Mi ha coinvolto un po' con il suo entusiasmo da ragazzo, io che non sono più un ragazzo, quindi probabilmente l'entusiasmo l'ho perso per la strada. Ma sei un giovane però. Ma sono ancora relativamente, diciamo, molto meno di loro. No, io sono contento perché mi ha dato la possibilità che la mia esperienza accumulata in tanti anni non vada perduta. Abbiamo anche sommato, devo dire, diversi tipi di esperienze, perché l'esperienza del cortometraggio Mark nasce poi dall'esperienza che io ho fatto al centro di accoglienza per i ragazzi migranti a Oderzo, e quindi abbiamo unito una mia esperienza personale al cortometraggio. Siamo riusciti a fare questa cosa qua. Mi sono un attimo... No, bene. No. Io vorrei parlare poi Sì. Di Mark dopo. Vorrei passare a l'individuo che c'è laggiù, che ha 17 anni, ha cominciato, ne aveva 16 e ha vinto un premio molto importante a Roma. Abbiamo vinto a Roma al Cinefutura Fest come miglior film diversità e integrazione junior, quindi dai 18 dai 16 ai 18 anni. Però sì, quello che è stato importante è stata l'esperienza, perché già arrivare là e vedere personaggi del cinema, registi, attori, e tastare in prima persona quest'ambiente per la prima volta è stato bello. Però anche sì, avere questo cortometraggio che abbiamo fatto con Mark e Andrea, vedermelo anche qualche volta, è questo l'importante secondo me. Poi anche il feedback che ci ha dato la gente, il premio insomma è una bella soddisfazione, però il cinema vince, il cinema non sono i premi, il cinema è cinema, è arte. Allora, questo cortometraggio ha coinvolto anche Mark che viene Di mezz'ora. dalla Nigeria. Quanti anni è che sei qui? Adesso sono quasi 4 anni, 5 mesi qua in Italia. E hai incontrato nel progetto accoglienza, quel progetto che dicevi prima, tu Andrea, hai incontrato Andrea che ti ha dato fiducia nella vita, fiducia nella possibilità di integrarti. Ci si può integrare in tantissimi modi, col lavoro, con l'arte, con la cultura, e tu hai percorso un po' tutte le strade, perché per vivere hai dovuto
fare un po' di tutto, penso. Sì, perché all'inizio abbiamo conosciuto nel campo, perché lui era il mio insegnante. Di là, non vado in classe sempre, perché sto lavorando. Quando mi finisce il lavoro, Tony e lui è proprio in turno di pomeriggio. Di là abbiamo conosciuti, di là usciamo, beviamo e parliamo. Anche lui mi insegna più. C'è questa passione di fare l'attore, l'hai inculcata a te? Ma no, in realtà Cioè io vorrei che raccontassimo la vostra storia in maniera veramente allegra e felice, Guarda, perché è importante guarda, avervi qui. nascono i due progetti, quelli con cui io sono stato coautore con Massimo, cioè Mark e poi l'ultimo che è Dio, che sono due progetti molto diversi, nascono da delle indicazioni che abbiamo avuto. Per fare Mark c'era questo concorso il cui titolo era Diversità e Integrazione. Ho detto a Massimo, filma me Mark, perché io e Mark abbiamo avuto fin dall'inizio un bel rapporto. Lui mi è molto piaciuto fin dall'inizio perché ha un'intelligenza viva. E andava in cerca, parlava con le persone, andava in cerca di lavoro, ha cercato in tutti i modi, parlava, non era uno chiuso in se stesso. Quindi in realtà quando è nato questo progetto gli ho detto cosa c'è di più per l'integrazione, di mostrare un italiano di qua, uno che si è messo in gioco andando a insegnare a questi ragazzi, che diventa amico. Filmaci, gli ho detto a Massimo, mentre parliamo, mentre andiamo in macchina, mentre facciamo cose normali, perché questa è l'integrazione, non è parlare con queste persone, secondo me. Questa è una cosa. L'altra invece, l'ultimo progetto Dio, è sempre stata nata da una direttiva che avevamo avuto dal concorso, che era quella di dire, in questo voi dovete fare un filmato in cui c'è una telefonata impossibile. Noi non volevamo fare un film su Dio, cioè non era questa la nostra intenzione, però ci siamo detti, quale telefonata può essere più impossibile nella vita che quella che ti chiami Dio? E questo è stato un altro tipo di progetto, diversamente interessante rispetto a quello di Mark, ma che ha avuto, cioè a parte che piace a me, a Massimo, che è la cosa più importante come opera finale, sì. Basta, non ho perso il filo. Sì, diciamo che Mark l'avevo già visto in una sua mostra, che era venuto insomma a vedere la Sì, mostra. perché lui è anche un pittore, Sì, esatto. bravo Ma anche, ho tutte visto. le cose si sono accumulate, nel senso che io Massimo, che conosco da quando è nato, però quando ho cominciato a esporre i quadri è sempre stato il mio aiutante, era l'unico che poteva venire con me, perché io ho capito che questa cosa dell'arte lo interessava e quindi ho sempre cercato non di fomentarla, ma se non altro di mettergli un po' una mano nella spalla, perché secondo me tutte le passioni, soprattutto all'età di Massimo, vanno coltivate, che siano quelle sportive, che siano quelle artistiche, che siano... Lui ha questa cosa qua, mi ha sempre accompagnato nei quadri, da lì è nato che ha conosciuto Mark, da lì è nata... Cioè, tutte le idee si sono un po'... No, È un po' testardo però. Ma tantissimo. No, testardo tanto, cioè lui sembra che ti ascolti ma fa quello che vuole. Sì, abbiamo anche litigato, poi abbiamo fatto pace. Vabbè. No, volevo dire che Mark l'avevo già visto nella sua mostra e l'avevo già visto abbastanza anche, diciamo, espansivo, no? L'avevo visto che era bello, con un bel carattere, quindi appena ho chiamato Andrea, che era l'estate scorsa, ho detto ma Mark, mi ricordo di Mark, infatti Mark me lo ricordavo e poi ci siamo messi in contatto e ha accettato di fare questo corto e siamo felici di averlo fatto. Ecco. È un corto che è diventato lungo perché poi alla fine avete fatto del lavoro insieme e Mark ti sei divertito. Io ho avuto il piacere di vedere questi due cortometraggi e veramente siete stati bravi, anche te ti sei integrato bene. Guarda, io ho fatto una trasmissione integrazione, l'ho fatta su una televisione senegalese, adesso è un pezzo che non lo faccio più, le dicevo al produttore che è un mio amico senegalese e dicevo adesso io sono un po' razzista, non mi vuoi più perché sono razzista, mi fa no, meno razzista di te non ce n'è nessuno.
Cioè mi piaceva fare la trasmissione integrazione, è importante anche parlarne, perché a me piacciono le regole, cioè parlare di integrazione non vuol dire di accogliere e basta, vuol dire parlare di integrazione vuol dire organizzare, accogliere e posizionare, perché altrimenti se non riesci a dare una dignità nell'accoglienza dai soltanto disperazione. Sei d'accordo su questo? Più o meno sì, è questo. Ma perché più o meno? Bisogna creare il meno un quale dialogo. sarebbe? No, perché io invece... diciamo che bisogna creare un dialogo, secondo me. Certo, se non c'è il dialogo non chiedono credi. Ma questo secondo me purtroppo c'è molto poco, io lo vedo Ma pochissimo. non è vero, No? c'è la possibilità che ci sia il dialogo, non è un problema. Magari facciamo un'altra trasmissione qui, integrazione con voi, non è un problema. No, però come ha detto Andrea, l'integrazione è la vita quotidiana, cioè noi abbiamo fatto le in Marche varie situazioni, ovvero loro che bevono, che sono al bar, che si divertono, che parlano, che sono in macchina ad ascoltare la musica, Andrea che fa un ritratto a Marche, cioè questa è l'integrazione, non serve, non bisogna far vedere, bisogna far vedere la realtà perché è bella la realtà come è messa, la realtà è la vita ed Cioè è vivere la vita come ci si sente esatto, vivere. ed è bello vedere questa persona, no, che decide di, anche un po' per la sua solitudine, per il suo, la sua situazione che sta vivendo, è bello vedere come lui riesca a trovare un amico in Marche ed è questa l'integrazione, dovrebbe essere così invece di fare discorsi inutili in televisione. L'integrazione bisogna passare ai fatti. Ecco, io vi vorrei tenere qua per tanto tempo, però non ne abbiamo molto, avremo la possibilità, l'opportunità, se Dio ci permette, Dio, vorrei parlare prima di lasciarci però di quell'elemento, di quel film che hai fatto sulla città di Conegliano, che ha avuto un'infinità veramente di visualizzazioni, mi sembra che è arrivato quasi a 100.000 visualizzazioni. Sì, tra Zaia, tra... Sì. No, ma poi condiviso anche dal nostro governatore, perciò è stata una bella soddisfazione anche per te. Sì, anche perché Zaia è di queste parti, quindi è stata... Certo. No, in realtà ho visto un film di Woody Allen, ovvero Midnight in Paris, dove all'inizio c'è l'ouverture di questo film sono delle riprese di Parigi, di vita quotidiana, normale, tutte a camera fissa, e quindi vedendo questo film mi sono, diciamo, ispirato, a parte che Woody Allen mi piace come regista, quindi è stato tutto un po', diciamo, incastrato bene. E ho voluto farlo nella mia città un po' perché a me piace passeggiare per Conegliano anche senza motivo, no? Prima del lockdown. Passeggiavo, vedevo dei posti e mi è venuto da riprenderli semplicemente, poi alle persone è piaciuto, quindi meglio, però io l'ho fatto per me stesso. Io non vedevo l'ora di guardare il video, infatti l'ho fatto tutto veloce in un giorno. Mi hai raccontato un particolare che mi è piaciuto moltissimo, la telecamera sempre allo stesso livello. Perché sì, era una mia idea, non so quanto risalti questo particolare poi nel video. In realtà sarebbe un po' la metafora, no, dell'occhio umano, no, che guarda la città, ovvero infatti al mio stesso livello circa della testa era la telecamera, e magari di questa persona, no, che va in giro per Conegliano e cerca il punto giusto per vedere una determinata cosa come l'accademia, o il castello, o la scalinata, eccetera. Ed è bello pensare questo, magari dopo il lockdown uno decide di uscire di casa per farsi una passeggiata e per guardare la sua città come non l'aveva mai vista magari, no? Perché gli mancava, è questo un po' il senso. Bene ragazzi, per me oggi siete stati importanti. Io ho potuto raccogliere le vostre impressioni, abbiamo avuto poco tempo perché ci sarebbe da parlare per parecchio tempo, ma anche per non stancare i nostri videoascoltatori, magari ci troveremo un'altra volta, magari inventeremo qualcosa da fare assieme, di modo che la gente vi conosca. Io invito la gente a vedervi, a cercare le vostre opere che sono importanti. Andrea, vuoi salutare? Vuoi dire qualcosa? Vuoi chiudere? Grazie a tutti, grazie Grazie di a questa tutti, opportunità. Mark. A tutti, sì. Sono molto contento. Massimo. Grazie di questa opportunità. Grazie e Molto arrivederci. contento. Grazie.